Casa Herradura, este tequila es buenísimo. Casa Herradura, wow, entri e ti embriaghi, non te viene più fuori. Bienvenido a Tequila. Mira allí, acá La mira botella ese de tequila motor, con doble rue. ese camión en forma de ¿A botella. destra o a sinistra? Mira este. Mira, mira, mira. la máquina tequila acá. Mira este. Gira a la barrilito. izquierda con dirección a calle Campesino. Qué A padre. continuación, gira a la izquierda con dirección. Ospite a pranzo. Però io l'ho detta più volte, può sembrare una battuta, ma in realtà non lo è. Cioè io è da qualche anno che vorrei andare a vivere in camper, ma già ci vivo da 5 anni, cioè veramente è frustrante perché cioè, a volte ho bisogno tipo, come posso dire, di un cambiamento, no? Ma non un cambiamento radicale. Infatti per me andare a vivere in camper non è stata una roba chissà cosa, è stato una cosa pazzesca, tipo essermi messo in proprio, quello sì che non l'ha cagato nessuno, ma quella per me è stata una roba epica, ma veramente il cambiamento più grande della mia vita, diciamo. Però qualche piccolo cambiamento, a volte positivo ovviamente, lo desidererei. Per carità, c'è stata la bici elettrica, però purtroppo vivendo in paesi dove ci sono tanti ladri è una cosa che non posso utilizzare, la utilizzo raramente quando vado in montagna, me la porto su, vabbè, però non lo so, sarà la pioggia, sarà il prosecchino che mi sono pinzato prima con l'Alessia, però non so, sai, quelle giornate uggiose e anche pioggiose che ti mettono, non so, ti stuzzicano un po' la fantasia, no? Ti dicono, ma vorrei, no? Perché sai che quando è grigio fuori, no? Un po' te lo senti il grigio anche dentro, no? E quindi iniziano i desideri, no? Infatti è proprio nelle giornate d'inverno, no? Le giornate grigie, cupe, uggiose, che tu sogni di andare, di viaggiare, oppure ma anche di fare, no? Tipo sogni qualche hobby o qualcosa da comprare, eccetera, eccetera. Io accidenti, forse ho esaudito troppo velocemente i miei desideri, non so che cazzo fare, so solo che voglio qualcosa, ma non so cosa. Astenersi proposte omosessuali. 7 ottobre 2021. Ho scoperto di essere vecchio. Sì, perché quando eri giovane, no, desideravi la ragazza che ti ravanasse bene. Poi diventi vecchio e dici, ah, la mia ragazza che mi fa il bucato. Da mangiare no, però, perché poveretta Alessia, proprio culinariamente parlando, è proprio un disastro. Sì, la parte, cioè, culinariamente del mangiare no, però sì, insomma. 20 metri da casa. Or dunque aggiornamento, c'è il sole, pertanto non piove, sono qui col CP, sto andando da un cliente, sto abitando in una zona industriale e basta, il tempo sta passando, diciamo in questa situazione in cui sono sommerso dal lavoro, ma va benissimo, il CP è sempre com'è, anche perché Poretta è molto anziana, quindi inizia a aver freddo, pensavo che siccome l'aria qua dentro era invivibile tra scoregge, alitate, eccetera, eccetera, pensavo, ho detto, cacchio, non la tengo tutti i giorni, però Poretta no, fa freddo e quindi sta qui. Buongiorno Italia, è una primissima mattina di un sabato, cioè in realtà sono le 11, però del sabato te capirà che è primissima mattina, ok? Dobbiamo andare a trovare i Singani in un campeggio a Cavallino, ci sono tantissimi camperisti che seguono questo canale, anzi io direi che probabilmente la maggior parte, senza probabilmente, è composta da camperisti, quindi magari si chiederanno, ma chissà come sono i campeggi da quelle parti, oppure magari hanno sentito il nome di sto campeggio, cos'è che dovrebbe essere Camping Village Cavallino, che è dopo Caballarin. Andiamo a vedere, semplicemente per toglierci questo sfizio, soprattutto anche a te,
E come sono sti campeggi qua in zona? Nulla più, nulla meno. Sei nella Shingano Bike. Il sistema di sicurezza Jesolo Cavallino, visuale a 360 gradi. Guarda al centro lì, vedi? Dopo l'ombra, il mio amico cavallo. Se qualcuno si è chiesto, ma chissà come dormono i cavallo, no? Così, come il CP. Guarda anche te CP, vedi? Il cavallo dorme così, cioè, stirato. Intanto muove la coda, molla una scoreggia e via. Pedalando bicicletta. Passeggiando in bicicletta, accanto a te. Adesso ci collegheremo a via Pordelio, no? La quale prese nome in una bella giornata di sole, dove un gruppetto di spagnoli, di cinesi e di veneti, no? Si incontrarono e lì ci fu un po' di confusione, no? Perché tra i spagnoli che dicevano por Dios, no? E i cinesi o por Lio, no? Perché sa che i cinesi mette sempre L, no? E i veneti che giustamente uno gli era inciampato, quindi insomma ha detto la sua in veneto, e si è unito il tutto, no? E è diventato via Pordelio, cioè ti capisco. Anche tipo il termine bistecca, no? Si narra, e questa non è una stronzata, quella di prima sì, ma questa invece no, o perlomeno è vero che si narra, poi che sia vero nella realtà dei fatti non lo so, che un tempo, no, un inglese partecipò a una sorta di festa paesana in Toscana dove venivano serviti dei tocchi del cadavere, credo di mucca, no? E cioè, a sto inglese piacquero molto, no? E allora ne voleva ancora, però come farsi capire, no? Perché lui giustamente all'epoca, no, non c'erano le scuole che ti insegnavano il poliglottismo, quindi l'inglese parlava inglese e i toscani parlavano toscano, no? E allora sto qua gli faceva bis stack, cioè della serie bis ne voglio ancora, stack che significa bistecca, quel pezzo di carne lì, roast beef molto probabilmente all'epoca in lingua inglese. E allora la leggenda, la storia narra che coniarono il termine proprio da questo signore inglese, un po' anche, se vogliamo approfondire un attimo questa simpatica tematica, no, della creazione dei termini, no? Si narra sempre che nell'epoca del colonialismo in Australia non mi ricordo se erano pirati o ufficiali, adesso vabbè questo è un dettaglio anche ininfluente, erano ubriachi spolpi, no? E sai che per fare cin in Inghilterra si dice cheers, e sti qua insomma cheers, tutti storpiati, cheers è diventato cin cin, hai capito? Così narra la storia. Allora, converrai con me, non per contraddire sempre amorosa poeta Alessia, che gli voglio un gran bene, ma non c'entra un cazzo qua barca de Popeye, che sarebbe braccio di ferro. Dai, quella di braccio di ferro era più arrotondata e la cabina di guida era un po' più al centro, vabbè sono dettagli, e comunque era più cubica, diciamo, meno aerodinamica di questa, e aveva il tetto più sporgente di quello. Ascolta, in amicizia così, dai che ragione, Singano Pareto, non sempre ragione Alessia, scrivi in commenti, ha ragione Singano, Alessia ha sbagliato. Laguna e montagne col venticello, così è bellissimo, una bici ogni tanto che passa. Questa è Jesolo Cavallino d'inverno, è bellissimo, va via tutto lo schifo intendo tutte le regole stupide, tutte quelle cose lì, e inizia il bello. Procedi in direzione sud-ovest da via della Marinona verso via Pordelio. Addio bar di Singano trasformato nella panchina degli innamorati, perché probabilmente avranno preso spunto da noi, no? Perché io e l'Alessia venivamo qua, spingiavamo il prosecchino e dopo ci spingiavamo noi. Ma sì, perché a Singano o i puntini del mondo, come che vuoi, mi piace esplorare un po' di tutto. Difatti stiamo andando a esplorare un campeggio, cioè esplorare, a curiosare, perché in fondo l'esplorazione cos'è? È il curiosare, no? È andare a vedere cosa c'è, no? E andiamo a vedere cosa c'è in questo campeggio, che è appena dopo la pericolosissima spiaggia di Caballerin. Ah, eccoci arrivati, già mi piace tantissimo l'entrata anni 70. Guarda, col corso in lava, che bello, mi ricorda la mia infanzia, bellissimo, sai che a Singano piace queste robe, come quella volta il primo campeggio in Sud Italia che sembrava un campo rom, a me è piaciuto tantissimo, sai, perché a me piace la roba così alla mano, no? L'unica roba magari dice, ma è strano che ti fanno pagare come una roba di lusso magari,
una roba così alla mano. Adesso sentiamo i singani quanto hanno pagato per stare qua in fuori stagione. Mi fa così strano essere nel campeggio fuori casa in bici. Però è molto più bello questo, perché belle le piscine con i giochi, è molto più bello questo campeggio del secondo e anche del primo che abbiamo visitato, dove abbiamo soggiornato in Puglia. Resta però da capire anche quanto appunto l'hanno pagato. Ma eccoli qua, sono loro, sono qua, anche li abbiamo già cattati. No, non erano loro perché al portabici, loro sono talmente pigri che solo possedere il portabici, cioè non utilizzarlo ma solo possederlo, porta fatica, hai capito? E quindi no, quindi loro non ce l'hanno. Tanto il Morello, Ale? No, è Morello quello. Ma sì, dica no, mica poretimi. Trova un'Adria, aspetta, porco can clienti, scherzama, aspetta che rispondo. È vero, però ci sono tantissimi camper, avevano detto, che è anche un po' strano in questa stagione, no? Guarda che roba, è anche tutto là in fondo, gira te, va là. No, guarda che qui Alessia, guarda in fondo i camper. Facciamo il giro di là, che guardiamo un po' i camper di là, che c'è un camper grigio strano, perché appena guarda adesso a Fiera del Parma, che non ci sono mai stato, ma ho visto le foto. Italia, se un giorno mai vedrei singolo alla Fiera del Parma, vuol dire che l'hanno pagato, ma tanto anche. Porco cane. Quanti, ma tutti tedeschi, tutti crucchi, guarda che roba. Sono anche italiani? Che roba assurda. E beh, i singani e gli italiani. I più singani che italiani, però. Che roba, guarda che bello questo volevo tanto Italia, e che dopo dici dove cazzo vai, solo in campeggio. Il carrello è che ho chiesto a un mio cliente che li vende, costano 5.000 pipi, quelli coperti così per mettersi la bici elettrica e tante altre stronzate, no? Per avere il famoso garage, però dopo diventi praticamente un bilico, eri di più di 10 metri, perché se Pulmin col portabici è 7 praticamente, perché lui è 6,80, figurati con quello lì. Era un rapido, che siano loro. Sì, guarda che c'è il simbolo del cane smilzo là, dell'Evriero. Vedi tu, Italia, che è sempre in tabarai su, come la maggior parte di voi, che mi non capisco, vi prendete il camper e dopo chiudete sempre tutte le tapparelle, no? Guarda. E tu che loro non si fida mai dei posti in libera che trova singano. E ha da pagare per stare dentro un campo rom tutti infracai, tutti ingrumai. Guarda che mestiere. Buongiorno, guarda, col zainetto da teenager e scarpette da teenager, che è l'unica roba da teenager ormai che ha. In spiaggia stava benissimo. Stava bene, hai fatto il bagnetto? Bellissimo, guarda. Ma avevo fatto il bagnetto? Un bel sole. E tu, gli azzira. Mi conosce, per fare una domanda, non ti risponde, gli gira intorno e cambia discorso. Perché non gli andai a fare il bagnetto? Pieno di... Mentre i crucchi, pieno di cani. in testa stagione, a ottobre, novembre, tranquilli, va dentro in acqua e si fa il bagnetto e via. Esatto, sì, aspetta, se avevamo fatto il discorso prima, quindi adesso che abbiamo la slacking qua, gli chiediamo quant'è che si paga a ottobre, ricordo evidenzia ottobre, un camper con 2 persone e un cane. Non mi ricordo. Dai, spara. Cos'è? No, perché gli è curiosi adesso, 28 più 5 euro il cane, che non ho capito per cosa devi pagare, perché non c'è un servizio d'estate, cioè... Sì, vabbè, ma quello in tutta Italia, cioè, è risaputo. Mi sembra 28, mi sembra, dopo controllo meglio. E più o meno 30 euro fuori stagione in doppio. Beh, dai, neanche tantissimo, perché in Puglia comunque abbiamo pagato 23 in 3 Vuoi la persone. recensione di questo posto? Però, qua è più bello. Allora, Ascolta, concentrate. allora, far manovra col camper è stato difficile. Ah. Intanto è tutta sabbia, quindi a me non piace, perché Le piazzole. in alcuni punti ci si infossa. I bagni sono pulitissimi, grandissimi, super, Ma però tu da prima mi parlavi di bagno, ho detto, boh, dove andai? In cesso o in campeggio? i camper sono troppo appiccicati. E a me Ho non visto, piace sì. questa cosa. Noi speravamo di arrivare qui e non trovare nessuno, ci sono 1000 persone. Beh, ma non ti puoi sopprimerli. Cioè, va contro i diritti dell'umanità sta roba. Hai ragione, però abituati a farla libera, venire qui e trovare questo bordello non è che ci sia piaciuto proprio tantissimo. Devo parlare dei vecchietti, no? Che io col deambulatore. Però qui da Ciavare e Vongo in spiaggia ti vede chi se cuccia come non so cosa. Ragazzi, mi sono innamorato del caretto del vecchio Crucco, perché è veramente una cosa strafiga.
A parte i sky, vabbè, ok, che quello dici, vabbè, ma il fatto è effettivamente dove vai ti diventa un bilico dopo il camper. Però oh, veramente di vedere che bello che aveva fatto anche tutte le mensolette in legno dentro per Quindi mettere ti fai il mini tutti- appartamento? Ti fai Ma no, la è il piccola garage casetta? che non ho mai avuto, che ho sempre sognato. Ma no, porca di la verità. miseria. Guarda che io ho tutti il garage, guarda, tutti, guarda, tutti. Un altro fai farei furgonati col garage, l'unico senza garage sono me. Ma no, Eh, è non la poco. tiny house quella. Anche altri Ti vai il fai garage. ti fai la tiny house Eh. lì dentro. E no? vai viva là invece. Vai Dai, viva Ormai lì. in camper mi sono abituato, vai Ormai viva il dentro il camper, caretto. scusa. Giustamente. C'è il bellissimo Vivono colore nel blu. camper, vai nella piccola tiny house. Guarda là un altro, che comunque questa è una cosa intelligentissima per chi che va in ferie in campeggio, perché giustamente lo spa te lo fanno tenere, no, sa stare, l'importante, porca miseria, portarsi via le biciclette, il standing, soprattutto il standing che fa tanta campo rom, vedi tu, bellissimo, guarda che bello, Anche lo scooter. guarda Italia, guarda piastra induzione, guarda che figata, guarda roba, si sa portare via a metà casa, porca miseria. Perché mi so che a ti te piace guardare i cassi che hai. E noi andiamo invece. Quello Per non ti forza. piace? Cosa? Il modulo. No, per carità di Dio, è sgabbiotta là e il tendone da profughi anche, no? No, il modulo da mettere sul Qual modulo? da mettere sul pick up, da montare sul No, assolutamente. Vabbè, andiamo a vedere. Non hai niente di abitabilità, niente tra virgolette, e una volta attaccato sul pick up hai 7-8 metri di roba. Lo È una monada. Vai in giro col pick up e Ma- lasci giù a casa, E no? te c'ho una roulotte, compagna? Ma no, ma è sopra questo. Ma sì, lo so, Sopra ma il cassone. l'ho visto, lo vedo i tedeschi, è una Non cagata. so, tu avrei visto. Ecco, Lui ha visto tutto. Non ti ha visto niente. tutto ho visto. Sì, non ti ha visto niente. Visto tutto. Che parte? Ma te sa che crucchi a Skype ste robe? Guarda che bel questo. Sì, patani me pinze sotto. Croazia. Finalmente vedo tanti bei camper anche dei croati, devo dire. Sta attento, ragazzi, la mia pinciame sotto. Per sbuse come? scena in diretta. Porca puttana, tasi che non ho scommesso Sky, è vero, sono Fabrizio, le un merdezze a quest'epoca. Perché io ho detto, guarda il culo con le ali così, è più tipo Cadillac, roba americana, non è un Mercedes. Invece, guarda te, che robe. Qua rullottina d'epoca, e tu? Andiamo nel reparto sgabbiotti. Guarda, vedi tu? Questo è il reparto sgabbiotti. Vedi che è tutti sgabbiotti. Come funziona? Tu arrivi in campeggio, gli dici, ah sì, buongiorno, vorrei noleggiare un sgabbiotto. Loro ti danno uno sgabbiotto e tu stai là, felice, nello sgabbiotto. Sì, poi dentro hai il riscaldamento, il clima, il frigo, il tuo bagnetto, hai capito? È un po' una specie di mini appartamentino. Ah, qui cosa simpatica, gli ospiti possono stare anche 2 ore per trovare gli amici, che insomma mi sembra un tempo ragionevolmente sufficiente, quindi va benissimo, insomma, dopo le 2 ore si paga, ma mi pare giusto. Buono, un giorno 39 euro la spa, 80 carte da mie. Ragazzo, ci sono camper a nastro che continuano ad arrivare, guarda anche là, pazzesco, e siamo a fine ottobre. Pazzesca sta roba. Se vuoi la verità, se vuoi una bugia invece no, è normalissimo. Sai qual è il bello del cavallino? Questi accessi. Dimmi, devi mangiare qua nella panchina. In parte è un parcheggio e è un campeggio come i clochard. Così. Ah, perché come i barboni fa brutto Italia, ma come i clochard fa figo, Dio caro. Quindi noi altri mangiamo qua come i clochard. Porca troia, guarda gente. Che robe. Le farfalle che flirtano, le farfalle. Flirtiamo anche noi, Alessia. È bellissimo perché all'ingresso ti chiedono i documenti e dopo qua è tutto aperto, quindi noi adesso rientriamo e andiamo a trovare i singoli. Io stracca. Non siamo neanche visti. I massa rincoglioni. No, ci hanno regalato la giornata omaggio a patto che entriamo dalla spiaggia anziché dall'entrata. Non puoi passare 12 ore della giornata a star là a criticare singolo un poretto. No, bisogna trovare altri hobby, altri interessi. Ma interessi a parte, ragazzi, quanti gradi abbiamo? 26? Fa caldo oggi. Più o meno 26, 25, 26. Sa, a parte l'ore, vabbè, vestire da montagna, ma guarda tutti gli altri, no? C'era anche la vecchia con le tetazze fuori prima, quindi voglio dire, i 26 gradi si fanno sentire. Non l'avevi neanche vista tu, te l'ho fatta vedere io. Sì, mi hai però, fatto- vabbè. Pensi solo al cibo? Meglio va? Ma siete che strana lingua, altri che sapete l'India e che roba, per metà Veneto. A mi son mi ho tirato, chi io sto qua? A mi son invece no, poi attacca a parlare un'altra lingua.
Cioè parla il tacca in veneto, ti ascolta, e poi cambia lingua a metà discorso. È arrabbiato perché non c'è vento, quindi non vanno gli aquiloni. Non so, guarda. No, noti, no slacking, però perché Tim mi aveva detto che bloccare i discorsi, devo parlare delle rapine in banca e robe importanti. No, guarda qui che va via col surf, no, remando, vedi tu il cagnetto? Il SAP, il SUV. Poi le più crucchi qua che in Germania. Eh sì. Tipo il ciclone, Che mettile roba. più là, mettile più qua. È vero. Bisogna fare le tipe che ne mette il culo in tal muso. Esatto ragazzi, vedete, quello è l'Airstream, che è una tipologia di roulotte americane che ho scritto anche ai ragazzi, perché le fanno anche qua in Italia, ossia le importano dall'America le officine Vivaldi. E io avevo scritto solo fare un video assieme eccetera, ma neanche cagato. Vedi tu? No, bellissimo. Sì, guarda chi si è messa anche questi strigotti. Che fanno con la nine, le Che ceppaline. forte, guarda, il carretto per portare in giro a cacca, chi porta in giro il canchi, che porta in giro a cacca. E tu, finalmente un furgonato 540. In Italia, perché diceva prima la slacking che gli piaceva la terrazza, poi il camper, eccetera, eccetera. Vedete, a questo punto c'è un baracchino direttamente, che la tutte... no, scusa, non so, se no che camper è. Il camper deve stare sulle ruote, al massimo il tavolino con le catreghe, che sarebbero le sedie, fuori. No, sì, di là c'è la sera per prendere solo le tette, però guarda quel carrello che strafigato, bellissimo, quello addirittura la moto, scaffale, il, come si chiama, la rampa per entrare con la moto, stupendo. Bene ragazzi, abbiamo salutato Slacking e Fabrizio, anche perché insomma, fai di immaginazione, cioè non è che vai via, no, non saluti gli amici, guarda che il Franchia, vedi quelle ruote dietro doppie, hai visto? E così hai visto anche questo campeggio, com'è, come funziona all'interno, quanti skate costa fuori stagione, pensati in piena stagione quanto che costa, e basta, tutti felici e contenti, ciao, arrivederci. Oh, è vero Ale? No, che pezzenti, ti fanno pagare per mettere la macchina nel fosso, robe da Zona matti. rossa, quindi costa sacco. Mamma mia, robe da pazzi. Ascolta Italia, molti dei tour si ricorderanno che qui a Caballarin era stato girato il video, a parte quello lì del vigile che spiegava che si poteva parcheggiare tranquillamente, ma era stato girato il video dove c'era questo cartello enorme che spiegava l'articolo 185 del codice della strada, ossia che i camper, essendo veicoli, possono parcheggiare come chiunque, a patto che non lasciano gli scarichi aperti, il gradino, il tendalino, quelle cosine lì, hai capito? Girano voci che proprio dove c'era questo cartello c'era, vedi l'assurdo, perché adesso stiamo andando a verificare, che avevano messo il divieto di camper. Secondo me no, perché sarebbe comico, cioè proprio lì dove hanno messo un cartello con spiegato il codice della strada, che mettano un cartello fasullo, cioè sarebbe il massimo, no? Hai capito? Andiamo a verificare se è vero o non è vero, quindi smentiamo o spero di no, confermiamo questa assurdità. Rallentare, questo è un cartello intelligente, perché qua passavano a cannone e ti lanciavano un sacco di polveroni, che è una roba incredibile. Vedo anche i nonni che dicono: tu è giusto tirare su polveroni? Bravo, no, vedi tu, concordo su sta roba. No, hanno ragione, non ci credo. Divieto di camper, è vero, eccolo qua, pazzesco. Il comune qua di Cavallino è fuori legge, quanto, come ben sappiamo, guarda, sta mettendo la segnaletica illegale qui. Giustamente la gente che conosce il codice della strada parcheggia perché sa che non sta facendo assolutamente nulla di sbagliato, però vedi, hanno messo il divieto di parcheggio per camper. Pazzesco. Quindi ragazzi, sì, non è una barzelletta, ma veramente hanno messo questi cartelli illegali anche a Cavallino. Ah no, ma guarda, hanno lasciato un buco di culo per i camper. Ciò non cambia che quei cartelli vadano contro l'articolo 185 del codice della strada, quelli che proibiscono ai camper, a meno che per carità non ostruiscano il passaggio, di parcheggiare qua. Alessia ha detto: questo che è arrivato è un furgonato, quindi va dove vuole. No, in realtà è sempre camper, è sempre categoria camper, che è anche assurdo se ci pensi, perché allora anche il Volkswagen lì, il furgoncino camperizzato, è camper anche lui, cioè... Oh, mi pareva strano, dicevo anche a Alessia, di come mai c'era sti SUV con 2, addirittura 3 persone per macchina, perché hanno aumentato il gasolio? Siamo a 1,6 praticamente. Testimonianze dagli anni 80. No, testimonianze dei ragazzi qua degli anni 80. Una volta, no?
Si andava via in 4, 5, anche in 6 dentro una macchina, tutti insieme, stesso posto. E adesso? Adesso uno per macchina perché uno non può stare 10 minuti più o andare via 10 minuti prima. Ah, che è vera? È grave. Uno turbo, casse 8 mix a manetta, ragazzi. Maruna qua. Ah.